Serve una iniezione di liquidità per la IML di Casarza Ligure. Oggi sciopero per chiedere il pagamento delle mensilità arretrate. Sindacati e amministrazione chiedono un incontro con la Regione. Avviso meteo per disagio fisiologico dovuto al caldo e all'afa è stato emesso dall'ARPAL della Regione Liguria per la giornata di domani, quando è atteso il picco delle temperature. Chiavari anticipa al 2019 alcune opere pubbliche previste nel 2020. Questa sera in Consiglio Comunale le pratiche relative al parcheggio e all'ampliamento della strada di Caperana. Forze dell'ordine insieme per ripulire il Cristo degli Abissi. L'intervento coordinato dalla Soprintendenza è stato portato a termine da Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Marina e Capitaneria. La 28ª sacra della Caponata a Rupinaro si conferma un momento di ritrovo e condivisione per la comunità chiavarese e non solo. Si consolida il connubio tra uomini dei Ruinà e giovani della parrocchia. Calcio, la Virtus Entella oggi nuovamente in campo per un amichevole con la Lazio. La squadra biancoceleste rafforza l'organico e osserva il mercato per completare tutti i reparti. Buongiorno a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Dunque nella mattinata di oggi i lavoratori della IML di Casarza Ligure, 60 persone circa, hanno incrociato le braccia per un tempo di sciopero a causa della situazione di difficoltà in cui versa l'azienda. I lavoratori da circa 2 mesi infatti non ricevono lo stipendio. Sul tavolo dunque c'è la crisi di liquidità in cui versa l'azienda, ma anche la necessità di avere al più presto un confronto con la Regione. Sentiamo. Ci sono state rassicurazioni? Beh, nostro malgrado dispiace, i lavoratori hanno dovuto fermarsi, la produzione va sempre avanti e quindi si stringono i denti, ormai però abbiamo bisogno appunto di rassicurazioni. L'azienda ci ha fatto un quadro che certamente non è dei migliori. È chiaro che abbiamo bisogno del pagamento almeno di una parte di stipendi e possibilmente, oltre alla chiarezza che questa mattina c'è stata, anche di una soluzione di prospettiva industriale ed economica. Comune, sindacati chiedono un incontro con la Regione a questo punto per mettere insieme le forze per trovare una soluzione. Chiediamo che l'assessore alle attività produttive, visto che è sua materia, a questo punto sia presente per cercare di trovare una soluzione insieme a noi e ovviamente sopperire al fatto che non possiamo pensare di perdere 60 lavoratori ulteriori su questo territorio, sarebbe un dramma sociale. Abbiamo richiesto un incontro come sindaco e come rappresentanti sindacali, l'RSU anche di base, con Regione Liguria per intavolare un discorso con l'assessorato sia al lavoro che alle politiche del lavoro che allo sviluppo economico, per verificare la possibilità di iniziare un tavolo concertativo per poi contattare anche l'azienda. L'azienda ci ha assicurato che comunque sta lavorando per provvedere al pagamento degli stipendi, il mercato è buono, il lavoro c'è, devono soltanto superare questo momento di difficoltà che però oggettivamente comporta per i lavoratori un grande disagio, perché non ottenere per 3 mesi lo stipendio è un problema grosso. Dal nostro punto di vista come Comune, oltre a fare questo e quindi organizzare l'incontro qui a Casarza, abbiamo attivato i servizi sociali per tutti quei casi che possono essere proprio anche particolari di assistenza diretta e ne abbiamo qualcheduno proprio lì all'interno dell'azienda per attivare quelli che sono invece gli strumenti che come Comune riusciamo a mettere in atto per dare un aiuto temporaneo. Da una parte preoccupazione sì per i lavoratori, gli stiamo vicini, dall'altra però anche fiducia ad un'azienda che per anni ha fatto veramente del bene al territorio ed è una realtà che secondo me non dobbiamo perdere, ma lavorando tutti insieme non la perderemo. Ora parliamo del caldo e diamo il buongiorno al portavoce del centro meteo ARPAL, Andrea Lazzara. Benvenuto. Buongiorno a voi. Dunque, ARPAL ha emesso un avviso meteo di disagio fisiologico dovuto al caldo per la giornata di domani. Che cosa dobbiamo attenderci? L'avviso meteo per domani è legato sia ai valori che verranno raggiunti, ci troveremo all'apice, al culmine di questa ondata di calore, ma anche per una persistenza, perché ormai da alcuni giorni vivremo una situazione appunto fatta di temperature molto elevate. Se per oggi, giornata di mercoledì, avremo valori massimi che localmente supereranno i 35 gradi nelle valli interne e nelle aree urbane,
Lungo la costa avremo tanta affa, domani, giovedì 25, sulla costa si potranno anche localmente superare i 35 gradi, la sensazione di affa sarà persistente, mentre nelle valli interne avremo locali picchi intorno a 38 e 39 gradi. Va detto che già ora, intorno alle 12.30, la rete OMIRL registra un valore di 37,3 alla stazione di Pian dei Ratti nel comune di Orero. Poi venerdì ci sarà l'approssimarsi di una perturbazione che determinerà un parziale calo delle temperature, accompagnato tuttavia da valori di umidità in rialzo, quindi una situazione che andrà valutata anche domani. Al momento si tornerà a una situazione di moderato disagio fisiologico per caldo, quello che stiamo vivendo in queste ore, almeno fino al pomeriggio, più spiccato nelle zone urbane e nelle valli interne. Poi per il fine settimana è confermato al momento il transito di una perturbazione, le cui modalità e gli effetti del suo passaggio sulla nostra regione sono ancora tutti da valutare. Dunque un'ondata di caldo che si annuncia leggermente più breve rispetto a quella con cui avevamo inaugurato questo periodo estivo. Tuttavia appunto gli aggiornamenti andranno seguiti per vedere quale sarà l'evoluzione. Sì, diciamo che la caratteristica di questa ondata, per fortuna, è che è sicuramente più breve rispetto a quella che abbiamo vissuto a cavallo tra i mesi di giugno e di luglio. È chiaro che due ondate così importanti a distanza di un paio di settimane, 15-20 giorni, sono significative, sono importanti. Questa porta con sé tassi di umidità che si vanno alzando proprio sul finire dell'ondata, valori di temperatura sempre elevati. Vedremo quale sarà la modalità di calo delle temperature e soprattutto poi ci sarà anche da seguire l'eventuale passaggio perturbato del fine settimana. Bene, allora ci terremo in contatto e seguiremo insieme gli aggiornamenti. Grazie e buon lavoro ad Andrea Lazzara. Buon lavoro a voi. E ora proseguiamo con la politica amministrativa, andiamo a Chiavari dove il Consiglio Comunale è convocato per questa sera a partire dalle 20:30 per analizzare 9 pratiche e 11 interpellanze inserite all'ordine del giorno. Tra gli argomenti che saranno posti in discussione particolare rilievo assume l'aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche. L'amministrazione comunale di Chiavari intende aggiornare il piano delle opere pubbliche triennale anticipando al 2019 alcune opere previste per il 2020. Questo in ragione di maggiori risorse economiche a disposizione del comune. Un primo atteso intervento sarà all'interno del Parco Villarocca, dove è previsto il recupero del cosiddetto padiglione del tè. Questo è un intervento molto importante e abbiamo trovato le risorse, lo anticipiamo di un anno. Inoltre abbiamo implementato i 70.000 euro anche l'acquisizione del primo lotto della strada interpoderale di Caperana Alta. Sempre nel quartiere di Caperana sono previsti 2 cantieri che andranno a migliorare la viabilità e la possibilità di sosta per gli automobilisti. Il primo riguarda l'ampliamento del parcheggio a raso in prossimità del Bar Fox. Noi intendiamo tramite una permita ampliare e realizzare diverse decine di parcheggi pubblici gratuiti per il quartiere, ma anche l'acquisizione per allargare la strada che in quel punto è molto stretta di fronte alle caserme di Caperana. Intendiamo acquisire un tratto di quel terreno, realizzare parcheggi pubblici a raso gratuiti, allargare la strada, togliere i pericoli e realizzare un marciapiede. Infine l'amministrazione intende confermare l'uso pubblico di via privata Paganini. Su via privata Paganini ribadiamo l'interesse pubblico a questa via. Ricordiamo a tutti che è una via privata, il comune paga già la pubblica illuminazione, ma vi sono diversi contenziosi tra i proprietari della strada e tutti coloro che abitano, che hanno la proprietà all'interno di essa. E con questa delibera noi ribadiremo l'interesse pubblico di questa via. È stato portato a termine nella mattinata di ieri l'intervento di pulizia e manutenzione della statua del Cristo degli Abissi, ideato e coordinato dalla soprintendenza insieme ai vigili del fuoco che hanno messo a disposizione i mezzi tecnici. All'intervento hanno partecipato i nuclei sommozzatori della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Marina Militare, con il supporto della Guardia Costiera, Ufficio Locale Marittimo di Camogli. L'operazione di pulizia è stata effettuata con una
un'idropulitrice collegata a un compressore che ha fatto saltare gli organismi di biologia marina senza andare ad intaccare il bronzo. La statua del Cristo degli Abissi è un punto di notevole importanza culturale ed affettiva per tutto il comprensorio. Posta da Duilio Marcante su un fondale a 18 metri di profondità nella baia di San Fruttuoso di Camogli, rappresenta un tributo a tutte le vite perse in mare ed è il punto di immersione che registra il maggior numero di visite in tutto il Mediterraneo. L'intervento, come detto, ha visto la partecipazione di tutti i corpi sommozzatori delle forze dell'ordine su diretto coinvolgimento da parte della soprintendenza ed in particolare di Alessandra Cabella del servizio tecnico di archeologia subacquea, nel quadro delle esercitazioni di routine effettuate da tutti i soggetti coinvolti che per una volta si sono trovati a collaborare non in situazione di emergenza, ma per la tutela di questo bene culturale che racchiude in sé un alto valore simbolico. C'è un legame speciale che unisce Riva Trigoso alla piccola località toscana di Farnocchia nel comune di Stazzema. Per ragioni storiche e di lavoro le due comunità sono infatti gemellate. Nei giorni scorsi una delegazione rivana si è recata a Farnocchia per festeggiare la Madonna del Carmine, una pagina di amicizia e di speranza che dura da decenni. La sintesi nel servizio. Una lunga storia di emigrazione e lavoro lega Riva Trigoso alla comunità di Farnocchia, frazione del comune di Stazzema, nel Lucchese. Ai lavori di costruzione della ferrovia nel tratto di Sestri Levante, infatti, contribuirono molti operai della località toscana, abili nel cavare la pietra, alcuni dei quali rimasero a vivere a Riva Trigoso. Il legame con quell'angolo di Versilia, però, è rimasto. Nei giorni scorsi, una delegazione del Circolo Sabino ha partecipato alla festa triennale di Nostra Signora del Carmine di Farnocchia. La grande croce rivana ha preceduto la statua della Vergine trasportata a spalla. Il 6 ottobre, festa della Madonna del Rosario, sarà la comunità di Farnocchia a recarsi a Riva Trigoso, nel segno di un gemellaggio che si consolida nel tempo. Con l'aiuto della comunità di Trigoso è stata una manifestazione bellissima, ci ha portato un tocco di sovrastruttura rispetto alle nostre possibilità. Pertanto ringraziamo tutti quelli che sono intervenuti perché noi ci hanno fatto una bella sorpresa. Durante la festa sono stati appesi al campanile segmenti del tappeto della pace che da mesi viene confezionato raccogliendo i quadrati lavorati all'uncinetto, ai ferri o ricamati dalle donne del comune di Stazzema, della Versilia, ma anche dell'Italia e di altre nazioni. Il tappeto ha raggiunto 1 chilometro di lunghezza e sarà esposto il 12 agosto a Sant'Anna di Stazzema in occasione del 75esimo dell'eccidio. Un'opera fatta da tante mani, dunque, anche quelle di Riva Trigoso. La frazione di Sestri Levante ha contribuito grazie al circolo, alle donne della parrocchia di Pila e al gruppo Sferruzziamo Insieme di Casarza Ligure. Coinvolgendo veramente tantissime persone, tantissime donne, non solo donne ma anche gruppi di persone che fanno volontariato con persone disagiate, persone che hanno problemi, addirittura abbiamo ricevuto anche la collaborazione di un gruppo di carcerati di Pisa, quindi ci piace l'idea che facciamo parte di un qualcosa di più grande, è come una grande preghiera di comunità. Alla vigilia della memoria liturgica di San Giacomo, che la Chiesa ricorderà domani, la parrocchia di Rupinaro ha già iniziato a festeggiare il patrono con la sagra in piazza che si è tenuta la scorsa settimana. Non solo un momento di convivialità, ma un'occasione di condivisione e di fraternità, resa possibile dal lavoro da parte di tanti volontari della parrocchia. È il tempo della festa di San Giacomo, che sarà giovedì di questa settimana, e il trovarci prima ci ricorda anche le nostre radici, il senso dell'essere una comunità che porta il nome di un apostolo, quindi una presenza che ci rimanda direttamente al Signore e che ci fa vivere anche nel servizio e nella condivisione quelli che sono poi i valori cristiani della comunione, della comunità, del mettersi a servizio gli uni degli altri. Grande il successo di partecipazione alla 28esima edizione della Sagra di San Giacomo, che si è svolta in piazza Rupinaro a Chiavari. Un momento di condivisione reso possibile dal lavoro del gruppo Pino Solari e da tanti volontari di Rupinaro che si sono impegnati per 3 giorni nella preparazione. Allora, il grosso dei nostri volontari si occupa del servizio ai tavoli, poi abbiamo qualcuno di più specializzato che fa la preparazione del cibo o movimentazione tra qua e Casa Caritas delle caponate preparate. E poi abbiamo altri che preparano il cibo invece insieme al gruppo anziani. Io credo che
se possiamo chiamarlo segreto, è quello che la gente si trovi bene in compagnia, gustando dei piatti semplici ma molto gustosi e quindi in un ambiente amichevole e in armonia. Credo che questo sia un po' il segreto che la gente spinga a venire sempre di più alla nostra 3 serate. Tavolo tecnico ad Albenga per parlare con le categorie agricole delle nuove norme europee in materia di controlli fitosanitari. Il 14 dicembre, ha spiegato l'assessore regionale all'agricoltura Stefano Mai, entrerà in vigore un nuovo regolamento europeo in materia. La situazione è molto incerta, ci sono ancora molti dubbi, ma sappiamo che queste nuove regole potranno creare oneri e costi aggiuntivi al comparto ligure, in modo particolare per la produzione delle piante in vaso. Uno degli aspetti da chiarire infatti sarà quello dell'etichettatura dei singoli vasi. Di certo i controlli fitosanitari sono importanti, non vanno messi in discussione, ma il settore agricolo è già duramente vessato da troppa burocrazia e lo dobbiamo aiutare a difendere, sono state le parole dell'assessore regionale in merito. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per altre notizie, gli aggiornamenti e lo sport. Prima pagina di Avvenire, beffa sull'azzardo. Alla vigilia dell'entrata in vigore delle regole esplode la bomba anticipata ad Avvenire. Il divieto di spot annacquato dall'Agcom, la pubblicità dice è informazione. Il Movimento 5 Stelle insorge, adesso il Ministero dia l'interpretazione autentica del decreto. E poi più sotto, peschereccio preso dai libici addestrati dai militari italiani. La cosiddetta Guardia Costiera Libica, addestrata, finanziata ed equipaggiata dall'Italia, ha abbordato il motopesca Tramontana. Sotto la minaccia delle armi, l'imbarcazione con 7 marittimi è stata condotta a Misurata. E poi la svolta, Conte accelera per la TAV, non farla, dice, costa agli italiani. Dall'interno del quotidiano cattolico, l'apertura, azzardo, scontro sulla pubblicità. A pochi giorni dall'entrata in vigore della legge, le linee guida dell'Agcom aggirano il divieto. La protesta della Consulta Nazionale Antiusura, così è completamente tralasciato l'aspetto umano. Ancora da avvenire gli esteri, a Londra comanda Johnson, via dall'Unione Europea, eletto leader dei Tory, diventerà premier, al 31 ottobre sarà Brexit. Dimissioni a raffica nell'ex governo May in attesa della nuova lista. Sempre da avvenire la cronaca italiana, il PIL italiano salvato dall'export. In 10 anni esportazioni più 16,9%, nonostante la fase di stagnazione, crescita confermata anche nel 2019, più 4%. Il presidente dell'Istituto Ferro, le 3 sfide che abbiamo davanti sono digitalizzazione, sostenibilità e giovani. Andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX. TAV, disco verde di Conte, più costoso non farla. Salvini esulta, il gelo del Movimento 5 Stelle. Russia, nuovo giallo sui viaggi di Savoini, il premier alla prova dell'Aula. Spazza corrotti, primo caso ligure, Castè in carcere per spese pazze. E poi il fondo boccia cassa centrale, salvataggio Carige più complicato, condizioni irricevibili. Dalle pagine del Levante, Scarpino interrogato in procura per 6 ore, nel mirino le valutazioni sulla sicurezza. La direttrice del Carlo Riva ha risposto alle domande del magistrato, porto chiuso in entrata e natanti privi di ormeggio. Ancora dal Secolo, caldo africano, l'allerta diventa rossa, dopo i 30 gradi di ieri la colonnina di mercurio è pronta a raggiungere i 35, ma l'umidità ne farà avvertire più di 40. E infine, sempre dal Secolo, comunità del parco, Maugeri si candida alla presidenza a patto che sia un organismo dell'ente nazionale. Le idee, valorizzare i percorsi di fede, allargare i confini a Rapallo e Chiavari. Infine lo sport, Entella test di lusso contro la Lazio, obiettivo crescere e non sfigurare. Oggi alle 17 ad Auronzo di Cadore la sfida con la squadra di Inzaghi. Si è spento all'Istituto Marini Devoto di Lavagna dopo una lunga malattia Giuliano Montagni, figura molto nota in Val Fontana Buona sia per l'impegno istituzionale che per quello nel mondo del volontariato. A darne l'annuncio è il comitato Salviamo la Fontana Buona, che in un post su Facebook ricorda l'impegno di Montagni in comune a Carasco, consigliere di minoranza durante l'amministrazione di Luigi Bacigalupo prima e Laura Remezzano successivamente. Montagni era stato anche assessore della comunità montana Fontana Buona sotto la guida di Gianfranco Arata. Ora per gli aggiornamenti andiamo in redazione, dove oggi per noi c'è Giacomo Rizzi.
Grazie Emanuela. Un servizio straordinario di controllo del territorio per contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina è stato portato a termine ieri sera dagli agenti del commissariato di polizia di Genova Centro. Hanno collaborato gli agenti del reparto prevenzione crimine, della sezione cinofili, del reparto mobile e della polizia municipale. È stata posta particolare attenzione anche a seguito degli esposti alla zona di Via della Maddalena, Piazza San Sepolcro, Via di Sottoripa, Vico Mele, Piazza Caricamento e Via Turati. Durante il servizio sono state identificate 21 persone. Su 5 di loro sono in corso accertamenti da parte dell'ufficio immigrazione. 3 saranno accompagnate in giornata presso i centri di permanenza per il rimpatrio. Dalla redazione è tutto. Grazie, noi siamo allo sport. Il calcio prosegue il ritiro a Sappada, località del Friuli Venezia Giulia, dove la Virtus Entella, agli ordini di mister Boscaglia, sta perfezionando la preparazione in vista del prossimo campionato di calcio di Serie B. Oggi alle 17 l'Entella scenderà in campo ad Auronzo di Cadore per un amichevole contro la Lazio. Nicolò Pagliettini ha chiesto al direttore sportivo Matteo Superbi un commento sull'andamento della campagna acquisti. Un primo mini bilancio di questo calciomercato che ha visto l'Entella protagonista con diversi arrivi, tanti ragazzi, soprattutto tanti ragazzi giovani. Insomma siamo contenti di questa prima fase di mercato nella quale ci siamo concentrati più che altro sui giovani, perché poi alla fine in tante situazioni sono i più richiesti per un problema di list, per anche un discorso di qualità, perché logicamente quelli più bravi spesso trovano subito una collocazione. Siamo contenti dei nuovi arrivi, dei nuovi innesti, il gruppo mi dà delle ottime sensazioni, abbiamo confermato buona parte del gruppo che ha fatto l'anno scorso un campionato straordinario e su questa base poi andremo a inserire, ripeto ancora, qualche innesto. Proviamo a soffermarci su 3 giocatori che sono Contini, De Luca e Morra, 3 giocatori che volevano tante squadre, 3 giocatori che avete potuto vedere molto bene l'anno scorso avendo giocato nello stesso girone dell'Entella. Ti chiedo quanto è stato difficile portarli qui a Chiavari. Ma sì, ci sono state, Contini è arrivato ieri, ma è un'operazione che praticamente avevamo chiusa un mese fa con il Napoli, poi dopo insomma, siamo venuti incontro alle esigenze della sua società di appartenenza per problemi di infortuni e vari. De Luca Manuel l'abbiamo avuto contro di noi, insomma ci era piaciuto l'avversario anche se lo conoscevamo già avendo giocato comunque nel Torino e nell'Inter in precedenza. Morra insomma anche lui è stato... abbiamo lavorato sull'operazione di Morra da parecchio tempo, è stata al momento l'operazione economicamente più importante perché l'abbiamo acquisito a titolo definitivo, è un altro giocatore in crescita che ritorna in Serie B dopo esserci passato 2 anni fa, sono sicuro che farà molto bene, che potrà essere una delle grandi sorprese di questo campionato di Serie B. Quali saranno i prossimi interventi, se magari è il trequartista la prossima esigenza primaria dell'Entella? Sì, abbiamo un paio di ruoli, lo sappiamo, quelli che sono scoperti, quindi abbiamo un paio di ruoli sicuramente che hanno la precedenza sugli altri, proprio a livello di organico ci mancano su un paio di ruoli, siamo un po' scoperti dove ci stiamo concentrando maggiormente per andare a intervenire nelle prossime settimane. Friends Helping Friends è il titolo dell'iniziativa che si svolgerà sabato sera nell'area feste dell'Istituto Maria Luigia in via Santa Chiara a Chiavari a partire dalle 19:30. Una serata di beneficenza a favore dell'associazione Amici di Simone Tanturli e della Band degli Orsi che si occupa dell'accoglienza dei pazienti pediatrici all'interno dell'ospedale Giannina Gaslini di Genova. Occorre prenotare al numero 333 27 26 342. Terminiamo così questa edizione di Tigulli Oggi, la prossima andrà in onda come sempre a partire dalle 19:15. Trovate tutte le notizie aggiornate sul nostro sito internet teleradiopace.com e al canale 187 Telepace News. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.